No, non su questa azione qua perché vado proprio nelle chiavette. Aiuto, Oliver! Aiuto! Dai! L'ha pigliato, vai. Pantaloncino bianco da delle vibe. Ah no, non devo guardare di qua, devo guardare di qua. Delle vibe antiche, Beh, la formazione che ne parliamo a fa. Loro col 4-2-3-1, occhio. Un'altra cosa, poi. Bravo, Kvara, bellissimo. Si comincia sempre forte, il Napoli comincia sempre forte. Bravo, vai, Politano, mettila bene, bravo, McTominay! Ah, perfetto, riempire l'aria. Ah, sta Andrea Colombo, Andrea con il piccione all'arbitrare, dai. Signor Piccione, niente. Ah, lo botto. Che è successo? Sta una a terra. Brutta gomitata. Ok, questo fa il paio con la gomitata di Ngong di Coppa Italia. Andiamo avanti. Bravo Lukaku, bella sponda. Chi c'è? Chissà, provaci. Bravo Rachmani. Occhio Meret. Fallo laterale al contrario, era per loro e l'ha data a noi. Signor Piccione. Che cos'è questo passaggio orizzontale? Bravo Lukaku. Quanto è bello Patrick che sa tutte le cose del Napoli, di Napoli città. Troppo forte. I presepi. Caccatomino! Marone! Ha fatto capo e capo, fermi. Mamma mia com'è forte Tavares. Mamma mia, no. Calmo, piano. Questo giallo su DA, se tu prendi solo il frame, puoi anche chiedere il rosso, ma noi non siamo così. È giallo perché poi se la tira la gamba, la viene a martello. È chiaro. Se Di Lorenzo non è in fuorigioco, non fa niente. Poi. Isaacsen Meret! Di Lore, che è successo? Che stiamo sempre a terra oggi. Niente, facile. Via da scarpata in faccia. Bravo Rachman. Bravo Lobo. Pulito, vai. Bravo Kvara. Bravo Olivera. Quindi, ricapitolando, il fallo di mano di Rachmani c'era e andava chiamato. Il fallo di mani di Tavares è bello largo e andava chiamato. Signor Piccione. Mamma mia, che arbitraggio. Bravo McTominay, Kvara. Ho capito cosa volevi fare, però. Tiro alla Leao. Capita. Ma chissà, bravo. Dai, nessuno attacca. Vai Di Lorenzo. Mannaggia. Provaci Politano, eccolo Marone. Mamma mia, Politano, McTominay era solissimo. 39-27, vai McTominay. Bravo, vai. Oh. Io penso che il fallo era fuori aria, ma poi rivedremo. Vai Di Lorenzo, sta ancora in terra, Kvara, gli schiaccia proprio la caviglia. Gli cade sulla caviglia, maledizione! E probabilmente era fuori aria, ma gli cade proprio sulla caviglia. Questo fallo, per esempio, su Olivera, mai l'avrei dato. Proprio il piccione proprio. Non è un arbitro, è un piccione. Cioè, un piccione anche presuntuoso e permaloso. Bravo, anch'issa, bravo! E io, Kvara sta facendo il panico, Si prende falli, cartellini. Ne parliamo l'anno prossimo. Fallo sulla caviglia e body check addosso. Proprio, questa è una zona simile a quella contro la Fiorentina, come distanza più o meno. Forse era un po' più defilata quella. Kvara, mamma mia, madonna mia, ha girato troppo. Beh, un primo tempo secondo me buono, discreto del Napoli, ma meglio del primo tempo discreto di cui vi parlavo dell'altra partita. Stiamo dominando onestamente. C'è equilibrio però, c'è equilibrio tra le due squadre, quindi adesso va rotto l'equilibrio in maniera con i like, quella maniera là, che poi è proprio l'ultima. Pare che sto tutto russo, ma è la camera che non è... Cambio di colori in generale. Dai. McTominay, che è successo, Maro?
Rapia da palle, vabbè. Buongiorno. Vai Di Lorenzo. Dai, voglio pure un bel calcio piazzato. Che vedi, ci sta questo movimento che fa Lobotka che è libero. Dai, questo giallo raccomando, matta. Ma voi vi rendete conto come si squaglia e cade proprio? Che brutto sport che sta diventando. Attenzione Lobo. Telepascino attraverso. Mamma mia. Qua si è squagliato Lobotka, Siamo stati fortunati. A parte Telepascino c'ero io. E quindi state tranquilli che non poteva mai segnare. Bravo Lobo. Occhio Kvara qua. Bello, vai Scotti. Se l'è allungata un pochino. Mannaggia. Politano si è squagliato, aiuto. Il signor Piccione mi sta facendo innervosire proprio tantissimo. Olivera gliela dovevi dare sulla corsa. Kvara, dai. Tu hai chiamato il fallo quando Politano se ne stava andando in porta, aiutate. Prega per noi, Don Raffaele, dai! È arrivata. Suonate la campanella della benedizione qua. Prego, occhio a questo contropiede, vado proprio in freva. Meno male. Bravo, vai, quando c'è anche stata quella parte mi sembra è buona. No, signor arbitro, Bella palla di Lorenzo, anche sa. Mannaggia, come siamo prevedibili adesso. Madonna mia! Palo. Bravo Lobo. Dai ragazzi, 20 minuti, dai, vai McTominay. Bello, te l'ha fatto vedere Lukaku dove la voleva, te l'ha fatta vedere. Aiuto, perché Meret sta là basso? No, Slin. L'ha fatto davvero! Politano Neres, l'ha fatto davvero! D'altra parte, Neres ha dimostrato che la fase difensiva l'ha dimostrato anche giovedì. Quindi vai tranquillo. E mo dobbiamo essere premiati da questa sostituzione, perché non sia mai! Arriva un cross da Tavares e alla fine non lo vediamo più. Bravo Oliver! Bravissimo! Vai Neres, tieni una voglia di farcela! Si è scultato il pallone, non fa niente, dai! È il primo! No, non su questa azione qua, perché vado proprio nelle chiavette. Aiuto, Oliver! Aiuto! No! Proprio sulla palla persa da Neres! È finita! Signori, è finita! Questa è una mazzata incredibile! Perde la palla Neres, stiamo squilibrati, è stata buona! E qua Oliveira, ma secondo me la poteva pigliare, diceva poco gol che ha fatto questo, ma no. Pure la deviazioncina. Mo qual è l'idea? Aggiungi Simeone, togli un centrocampista, qual è l'idea? Entrano quelli là alti, le torri, entrano Gilmour e Raspadori. Madonna. Levitò il Lobot che era Simeone, non fa niente. Vabbè. No, e magari c'ha un'idea geniale. Oh! Wow, guarda il piccione che fa così. Guarda il piccione che dice che non è niente. È pure fuori, palla fuori. Allora si mantiene a Di Lorenzo. Devo vedere i piedi. Devo vedere i piedi perché non sono sicuro. Ma pare che sapere il piede sul piede. Non sono sicuro. Guarda che continua a recuperare palloni e continua a subire falli. Dai Neres, fai un fatto che ci sconvolge di nuovo. Buono Kvara. Lukaku pochino, oggi, proprio pochino. Bravo Lukaku, dai. Vai Kvara. Dai, dov'è il ruggito del San Paolo? Però perché non mi metti Simeone almeno per aumentare un pochino? Io non lo so. Buono Di Lorenzo, vai anche sa. Chi c'è al centro? Vai Neres, pigliate sta palla, vai. Lo so, io cioè sullo 0-1 che tu non mi metti Simeone fino al 90esimo. Non lo riesco ad accettare. Dici, ma quelli stavamo giocando benissimo, Provedel migliore in campo. No! Oggi no! Secondo tempo proprio no! Hai messo i nani! Hai messo i nanetti! Mannaggia! La palla non esce, signori, questi non entrano! Bravo Neres! Mannaggia, raspa, dai! Puro fallo, ecco qua. La ruota a Lukaku, vabbè, ma non mi cambia nulla. Però l'idea è che almeno metti 2 punti per essere un pochino più incisivo. Niente, anche Rachmani si è squagliato sul finale, non c'è niente da fare. Lo devo dire? Lo devo dire o lo dite voi nei commenti? Perché è inevitabile, no? Se non arriva quella e ti fai eliminare e poi nemmeno allora
Te la giocare! Dai, Maro, che palla Kvara! Olive! Kvara, regalami questo sogno finale. Ma deve recuperare altri 2 minuti perché quello non era entrato mai. Go e quell'altro. Gioca, pide sta palla. Brutta palla di Gilmour a palombella su Neres. No, no, lì no. Lazzari la tiene. Giustamente. Adesso resta a terra per un paio di minuti. Mi dispiace, sono molto dispiaciuto. Mi sa che i like vanno per me questa volta, se siete onesti, perché non voglio dire quel fatto. I told you so.